La guerra entro la chiesa di Saul e di David non finì lì, ma David diventava sempre più forte, alla quale che la chiesa di Saul eleva danando ur. A Hebron in a David che figli, Amnon, il primo figlio, fu di Achinoam di Israele, Chileab, il secondo, fu di Abigail, femmina di Nabal di Carmel, Assalom, il terzo, figlio di Maache, figlio di Talmai, re di Gesur, Adonie, il quarto, fu di Agit, il quinto, Shefatie, figlio di Abital, Itream, il sesto, fu di Egle, femmine di David. Tutti questi nascerono a David a Hebron. Vece che il capità in team de guerre fra la chiesa di Saul e che di David. Abner al chiappa in man tutto il podete chiesa di Saul. E era una concubina di Saul che aveva non Rizpa, figlia di Aie, e Abner se tigni per sé. Dissal Isbal a Abner, perché ti sei tu permettuto di toccare la concubina di mio pari? Sentinti Isbal a fevelà con che l'intono, Abner al vio de scur denandai voi, e al berlà, c'è soglio io, un chiav di chian? Io ai duci rivuar specchiase di Saul to pari, paisiei fradis e paisiei amis, che non ti lascerai per mai tes mans di David. E come tu venis fura, dimmi di tut per una questione di feminis, che Dio i mandi a Abner che smal e calgionti anche che st'altri, se io non fasarai ciò che il Signore ha impromettuto a David con tanti giuramenti, di portare via il ream de chiese di Saul e di plantare la sente di David su Israele e su Giude, di Dan infinimai a Bersabee. Isbal non lo sa rispondere per Aule e Abner, perché aveva paura di lui. Abner al mandà mes a David a di cui la tiere? Al voleva di, mettiti con me e io ti darai una man per tiradonge di te tutto Israele. David gli rispondè, bon, o fasarai un patto con te, ti domandi una roba sole, non ti permetterai di presentarti denanti me se non tu mi menis Mical, figlia di Saul, quando tu vigneras a chiatami. David al mandames anche di Isbal, figlio di Saul, per di, tornimi Mical, la me femmine, che io me soi guadagnate con 100 prepussis di Filisteos. Isbal le mandà cioli dal Soom, Paltiel, figlio di Lais. Il Soom al partì con ie, compagnan le vain fin a Bacurim. Allora Abner dice, torna in Daur, e che l'altri al torna in Daur. Abner aveva già passato per aule quei anziani di Israele e aveva detto, dopo mai cosmichiais di ve David per vostri re, come ora il momento di muovisi, perché il Signore l'ha fevelat così in merito di David. Alle midian dal mio famei David, che io o delibererai il mio popolo Israele des griffis dai Filisteos e di tutti i suoi nemici. Abner al fevelà compagni anche coi Beniaminici, poi alle a Hebron a contai a David, tutte che aveva inconvenuti israeliti e tutte le chiese di Beniamin. Abner, compagnato di 20 uomini, arrivò di David a Hebron, e David gli offrì un gran gusto a Abner e agli uomini che erano con lui. Disse Abner a David, Anin, o voi attiradonge tutto Israele da prov dal regno Paron. Loro fasaranno un patto con te e tu regnerai su un duce che tu bramis. David al salutà Abner che si indile in pace. Al rivà che i famesi di David e di Joab stavano tornando in Daur, chiamati come scus di robe robade, e Abner non gli era più donne di David a Hebron, per via che David lo aveva lasciato libero di l'Asint e lui gli era partito in pace. Quando arrivare Joab e tutta la squadra
calveve da ursi, i contaring a Joab. Abner, figlio di Ner, alla sta dal re, e lui lo aveva mandato via in pace. Allora Joab all'è dal re e gli disse: «C'è has tu fatto, po? Abner alle venuti di te, e tu lo has lasciato là? Tu conosci pure Abner, figlio di Ner, alle venuti di te per indianati, per sapere quanto tu vas e quanto tu tornis, per spiare tutto che tu combinis». Joab lasciò David e al mandamès da Uri a Abner per farlo tornare in Daur dal pocio di Sire, senza che David avesse potuto sapere un al di nuie. Quando Abner arrivò a Hebron, Joab lo tira in bande dentro de porte, motivando che aveva di fevelai di Amì, e immolà un colte panse che lo lasciò sec, a motivo dal sang di Sofra di Israel. Quando Pluincà, David al venia a sapere la roba al disè: «Io e il mio ream o sarà innocenti per sempre denando al Signore a riguardo al sang di Abner, figlio di Ner. Calcoli sul chiave di Joab e son tutte la sua famiglia, che la chiesa di Joab non resti mai sfornita di in che patis di scolo e di levre, di oms bons dome di tignil fus, o che colin sot de spade, o di chei che son senza pan». Joab e Sofra di Abisai aveva assassinato Abner perché lui aveva fatto fuori lor fradi Asael, te battaglie di Gabaon. David gli disse a Joab e a tutte le troppe che lo accompagnava: «Sbregaisi i vestis, metteisi i sacs e facete corot denant di Abner». E il re David aliere da urde civiere a sotterrare in Abner a Hebron. Il re attaccava sul suo tombale e anche la inte gli era ingroppate. Il re al chiantà che lament sore di Abner e al disè: «Vevi al di morì Abner precisca al muro un stupidat? Listos mans non erin mopeadis e i tiei pis non erin inchiadenats. Tu sei scolat come che si cole denanda ai delinquenti». E il popolo attaccava i più di prime. Tutte la gente venia a sburtare David perché al mangiasse una bocchiata finché gli era in cimodì. Ma David al face che giuramento: «Che Dio mi mandi queste disgrazie e mi riongi anche con quest'altre se io toccio un spel di pan o c'è cusedi prima che il sorelli non sedi la tamonta». Tutte la gente restà di questo e lo chiattà proprio ben fatto, perché tutte che al faceva il re la in lo secondava. Da che di tutto il popolo e tutto Israele al capì che il re non aveva avuto né arte né parte in te fin di Abner, figlio di Ner. Il re ordisea ai suoi graduati: «Non sapevo che voi in Israele le state mangiato un principe e un grand'uomo. Io come mi si inflappo, con tutto questo il re, per via che mi hanno ungiuto. Che i stoms, invece, i figli di Zeruiah, sono più duri di me, che il Signore rimerti il trist de sua tristeria».